Il sindaco ieri sera ha scritto a tutti i dipendenti comunali dando una chiara indicazione di voto. Brugnaro sta trasformando queste elezioni dei rappresentanti dei lavoratori, in cui si eleggono colleghi di lavoro a queste elezioni, in una sorta di referendum sulla sua gestione amministrativa, sulla sua qualità amministrativa. Lui dovrebbe avere il coraggio come amministratore di stare fuori da queste contese elettorali che riguardano i diritti dei lavoratori, il contratto, i servizi ai cittadini e non prenderne parte. La lettera che il sindaco ha inviato ai dipendenti comunali ha fatto infuriare la CGIL. Da martedì a giovedì infatti si svolgono le elezioni per rinnovare le rappresentanze sindacali in comune e il primo cittadino alla vigilia si è apertamente schierato senza citarli direttamente, sottolinea Giordano, con l'unico sindacato, la CISL, che ha siglato l'intesa, mentre gli altri non si sono presentati all'appuntamento. Critico anche il consigliere comunale PD neoparlamentare Pellicani, che ha commentato: il sindaco sembra aver confuso le elezioni per il rinnovo delle RSU con le elezioni amministrative. Ma la CGIL attacca Brugnaro anche su un'altra questione, quella delle educatrici. Ha convocato direttamente le educatrici per spiegare loro sostanzialmente che devono ritenersi fortunate se ancora hanno un posto di lavoro e se ancora il sindaco, l'amministrazione non ha preso provvedimenti duri nei loro confronti, che essere spostate tutti i giorni da una scuola all'altra non è poi così un grave problema e che lui non ha nessuna intenzione di cambiare quello che sta facendo sulle scuole e sui servizi educativi di Venezia. La gestione del personale però non riguarda solamente le educatrici. Quello che preoccupa tutti è chiaramente l'aspetto educativo, pedagogico, cioè l'idea che i bambini possano variare le maestre e ogni giorno vedere le maestre con il trolley che se ne vanno. Questo è profondamente sbagliato, non produce risparmi nelle casse comunali, stiamo parlando di poche migliaia di euro.